Salvatore Picone, collega, ha presentato questo libro qualche giorno fa a Racalmuto in Burgisi. Approfittiamo di questo momento per parlarne. Cosa parla il libro e che messaggio lancia a chi lo legge? Allora, il libro scritto con Angelo Cutaia racconta la storia del Cilio dei Burgisi, della festa della Madonna del Monte di Racalmuto. È il cero che tutti conosciamo per la grande battaglia per conquistare la bandiera con l'effigie della Madonna, ricamata o pittata. È una storia straordinaria che inizia, pensate un po', dalla fine del Seicento e arriva fino ai giorni nostri. I Burgisi è la categoria dei proprietari terrieri che lavorano la propria terra o terra altrui e che a Racalmuto, assieme ad altre corporazioni, i venditori di olio, i venditori di ceci e semenza, da sempre, da secoli offrono alla Madonna non solo il proprio raccolto ma proprio la cera, la luce che collega la terra e il cielo. Infatti il libro si intitola appunto Burgisi, il Cilio e le bandiere tra terra e cielo ed edito dall'associazione che riunisce i Burgisi di Racalmuto. Tra l'altro in concomitanza proprio con la festa che in questi giorni è in atto a Racalmuto. Sì, i 3 giorni importanti sono conclusi domenica, in questa settimana ci sono altre iniziative collaterali. Ieri sera per esempio è stato presentato il nuovo cero dedicato agli emigrati, ai tanti emigrati racalmutesi, con una bellissima iniziativa dell'associazione Vivi Racalmuto e di Giancarlo Matteliano. Un altro cero quindi si aggiunge alla storia e alla tradizione della festa della Madonna del Monte, ovviamente quello dei Burgisi, di cui appunto tratta questo libro, che raccoglie anche tantissime fotografie e tutte le bandiere che durante l'anno si possono ammirare dentro una sala del Castello Chiaramontano di Racalmuto.